È stata eseguita oggi all'ospedale San Bassiano l'autopsia sul corpo di Giulia Rigon, la sfortunata 31enne trovata senza vita domenica mattina all'interno del camper del fidanzato parcheggiato in via Capitelvecchio a Bassano. L'esame disposto dal pubblico ministero Serena Chimichi è stato effettuato dal dottor Giovanni Cecchetto, medico legale all'Università di Padova. Identificare le cause precise del decesso della giovane sarà fondamentale per comprendere come è morta Giulia e che cosa sia realmente accaduto all'interno di questo camper. Ci sono ancora troppi punti di domanda su questa tragedia, mentre il compagno Enrique Cappellari, unico indagato per omicidio, continua a dichiararsi innocente. Al lavoro anche i carabinieri del RIS che hanno passato al setaccio il mezzo e l'area di sosta in cui si è consumato il dramma, alla ricerca di dettagli e informazioni che possano contribuire a far luce sulla dinamica dei fatti.